Vax Day a Mestrino, obiettivo riuscire a vaccinare oltre il 90% dei cittadini del comune. Per questo motivo domenica 9 maggio il sindaco ha aperto le porte della palestra comunale, trasformata per l'occasione in centro vaccinale. Qui verranno somministrate dosi ai 203 residenti contattati dalla Protezione Civile. Si tratta di persone che ancora per qualche motivo non sono riuscite a prenotare il vaccino anti-Covid. Gli elenchi sono stati forniti dai medici di base al comune. Su 500 ancora da vaccinare, in 203 hanno aderito e si presenteranno in palestra domenica. Chi saranno i nostri medici di base o la maggior parte di essi? In questi giorni gli stessi medici ci hanno passato la lista dei loro assistiti che in questo momento non hanno ancora effettuato la vaccinazione. Categoria di assistiti che vanno dai 60 anni ai 100 anni. Ad accogliere i cittadini ci saranno i loro medici di base, 2 equipaggi della Croce Rossa con un'ambulanza a disposizione in caso di emergenza e la Protezione Civile. Operativi per la vaccinazione i medici in pensione dell'Associazione Medici in Strada. Le persone che sono già state vaccinate, tra quelle che hanno già una prenotazione presso i centri vaccinali provinciali, con quelle che vaccineremo domenica, siamo confidenti di raggiungere più del 90% delle persone vaccinabili con la prima dose nella categoria in questo momento aperta. La palestra in queste ore è stata allestita con le linee vaccinali, le sedie per l'attesa e il monitoraggio e con 7 ionificatori per sanificare l'aria e gli ambienti. Il Vax Day verrà ripetuto a Mestrino ogni mese.